Buongiorno Lorenzo. Buongiorno amico mio. Vabbè, questa qua è la nostra location particolare. Sì, poi questa è una location, qui siamo alla Lee Market, il centro commerciale, e c'è un bar con ampio spazio ed è il nostro punto di riferimento, perché qui facilmente si arriva e facilmente si va via e si è in mezzo alla gente. Però dobbiamo ringraziare la nostra gentile ospite che ci cura, guarda qua panini, la signora Alice che ci custodisce. Scusa, la signora Arianna, che prendiamo sempre in giro per il filo. La signora Arianna ci custodisce come fossimo clienti affezionati. In realtà lo siamo. Allora, 8-9 giugno si va a votare, va? Mamma mia, signor Maggio. C'è poco entusiasmo. No, questo hai ragione. Proprio, almeno io parlo sempre del Basso Polese perché conosco, però anche lei ancora fiacca. Su Rovigo, comune capoluogo, si sta accendendo un po' la... Ma cattiva non è cattiva però. Ma no, non è cattiva perché... Non è quei tempi i comunisti in questi anni. Ma poi è una questione di persone, sai. Sì. Cioè, le persone che non sono sanguigne svolgono una campagna elettorale sui generis molto moderata. Noi abbiamo 6 candidati, ma nessuno... Rovigo capoluogo, ma non ci sono attacchi, non c'è nessun attacco. No, a noi piaceva il sangue. Ma d'altronde la campagna elettorale, ma mi scusi, mi permetto, ma che mi scusi, mi permetto? Uno guarda, finora hai gestito da cani, quindi vergognati, nessuno dice nessuno. Però tu rimpiangi i tempi sanguigni? Mi piacciono. Cioè, li rimpiangi? Sì, perché si facevano i comizi. Ma tu li hai vissuti quei tempi? Osteria. Sì. Io ho cominciato a fare il primo comizio che ho fatto in un marciapiede, te lo raccomando, era il 1976. Ti racconto un aneddoto, un po' da censurare, però lo racconto bello, perché una volta ad Ariano nel Polesine ho seguito un paio di consigli comunali, perché ogni volta era un happening, cioè facevano il disastro, c'era un paio di personaggi che effettivamente, uno poi era del tuo partito, te lo dico dopo fuori onda. E allora uno si presenta e dice: ed è sbagliato che queste persone che stanno imbrattando la figura del nostro paese, sai, era forbita, prendi la parola l'altro e do ragione all'altro consigliere che è vero che queste azioni stanno smerdando. Ecco, manca quel po', cioè, anche un po' il naif ma certo, ma perché una volta cioè io ho cominciato giovanissimo, avevo 21 anni, 22, cioè mandavano, siccome si facevano comizi dappertutto, anche nella frazione più lontana, il partito ti metteva a disposizione l'impianto e tu andavi e con 3-4 persone facevi i comizi, perché non è che si guadagnavano più voti facendo i comizi, non se ne perdevano, perché chi non faceva il comizio voleva dire che non era preparato, e allora dappertutto c'era questa... Ho molta nostalgia, perché era comunque un coinvolgimento mi ricordo, feci un comizio sul marciapiede a Conca di Rame. Che già di suo fa 10 anni. No, Conca di Rame è una grossa frazione del comune di Rovigo. Una volta era comune. Ah sì? Sì. Conca di Rame era comune, non solo Conca di Rame era comune, ed era comune anche Boara Polesine. E adesso ti dico una cosa: a Boara Polesine è stato sindaco anche Giacomo Matteotti. Sì. Per poco è stato sindaco anche Giacomo Matteotti, alla fine degli anni, credo il 19, tra il 18 e il 19. Sì, prima è diventato deputato, dopo divenne deputato. E insomma io abito, però ti comizio e mi ricordo quella volta, me lo ricordo ancora con un po' di commozione, mia mamma non era mai venuta a nessun incontro mio, e mi ricordo che arrivo su sto marciapiede, sono venuto 3,
e 5-6 persone davanti e vedo arrivare anche lei, mi sono emozionato. E la mamma disse sicuramente Carlo e Putin, come si dice da noi sul sul basso. Me lo disse dopo. Ah sì? Ma mia mamma era di Rovigo. No, lei era molto parca, molto, non ti faceva un complimento neanche, no? niente. Sono cresciuto a... Il babbo? Era già morto. Mio papà è morto a 45 anni, era giovane, era morto l'anno prima, nel 75. Quindi non ti ha visto i tuoi successi politici? Non ha visto praticamente niente quando mi sono candidato in consiglio comunale la prima volta, nel 75, e non ce l'ho fatta per una piccola manciata di voti, e dopo un paio di mesi è morto. Quindi Ma tu sei stato sindaco di Rovigo, perché i sindaci di Rovigo non riescono a fare più delle legislature? Questi qui? Qui uno come Bortolami, per esempio, che ho incontrato prima, ha fatto quasi 10 anni. Però prima c'erano i partiti che imponevano un po'. E c'erano i partiti. Però questi che... diciamo che la fase post 2004 perché in politica arriva della gente tolta dalla strada, quindi una scarsa tenuta dei partiti e una scarsa propensione. Sono caduti in 3. Però è un discorso che facciamo spesso. Quanto manca a livello generale, a livello nostro, ma anche a livello europeo, le scuole di partito di una volta? Mancano totalmente, Cioè è questa la ragione dei problemi, è quella. Cioè noi non abbiamo ancora sufficientemente studiato sociologicamente parlando gli effetti di Tangentopoli. Dici che ancora già da allora... E da lì sono stati, cioè tu nel 92 hai un certo numero di partiti, nel 94 di quei partiti lì non ce n'è più neanche uno. È stato, adesso mi permetto di dire un giudizio politico mio, ma è stato un colpo di Stato. E quanto non cruente, ma... E quanto ha inciso anche l'arrivo dei 5 Stelle? Sono tutte conseguenze. Sono conseguenze? Sono tutte conseguenze. Perché poi, sai, quando dilaceri un tessuto, poi apparentemente la toppa è peggio del buso. Il tacon viene del tacon peggio del buso. Bene, amico mio. E quindi il futuro? Come lo vedi? Il futuro... Si ritornerà a una scuola di partito? Che vorrà 10-15 anni. Però a parte di auspicarlo, però penso che si arriverà, sarà inevitabile. Sarà inevitabile che sia un azzeramento delle forze politiche o una evoluzione positiva delle forze politiche che capiscono. Però io sono fiducioso, perché alla fine quando una cosa manca, volenti o no, arriva, perché il fatto che manchi le persone intelligenti si rendono conto. E quindi, per esempio, dicevamo, in provincia di Rovigo ci sono 5 amministrazioni comunali dove c'è una sola lista. Questo è l'effetto della politica che si è allontanata. E quindi, però ci sono in molte liste, vedi Rovigo, ma vedi anche in molti comuni dove sono tantissimi ragazzi. È vero, anche di 19, 30 anni, 35. Questo vuol dire che la politica, toccato il fondo, si è rialzata. Anche qua lo scopriremo. Lo scopriremo solo vivendo, diceva Vasco Rossi. Non era Vasco Rossi? No. Mi metto alla prova. Sapremo chi era il cantante. Alla vostra.